Pretende soldi dalla compagna, ma il suo rifiuto davanti al figlio minore la afferra per il collo nel tentativo di strangolarla. Si tratta dell'ennesima storia di violenza domestica, questa volta avvenuta a San Martino di Lupari, dove i carabinieri hanno eseguito un allontanamento d'urgenza dalla casa familiare nei confronti di un quarantenne residente nell'Alta Padovana e già noto alle forze dell'ordine. A lanciare l'allarme è stato il fratello della donna che ha contattato il 112 dopo l'aggressione avvenuta tra le mura domestiche. La vittima, per mettersi in salvo, si è rifugiata con il figlio nella vicina abitazione dei genitori. I militari della stazione di San Martino di Lupari, allertati dalla centrale operativa di Cittadella, sono prontamente intervenuti e hanno individuato e bloccato l'uomo nel cortile della casa. La donna, con evidenti segni di violenza sul collo, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Cittadella. Secondo la ricostruzione, l'uomo, dopo aver trascorso fuori l'intera mattinata, avrebbe preteso con insistenza denaro dalla compagna, unica fonte di reddito della famiglia, reagendo con violenza al rifiuto. Informata la procura di Padova è scattato l'allontanamento d'urgenza. Il giudice ha poi convalidato la misura, disponendo anche il divieto di avvicinamento alla vittima e il divieto di dimora nel comune di residenza della donna.